questi 40 anni hanno messo al centro il modello del Friuli. È stata l'occasione ovviamente indimenticabile per ricordare chi non c'è più, ma anche per ricordare a chi c'è adesso l'importanza della ricostruzione, del rilancio e perché no anche del miglioramento di una intera comunità. Quindi ne siamo particolarmente orgogliosi, abbiamo mostrato al Presidente credo una delle fotografie più belle dell'Italia. Ovviamente siamo partiti da una tragedia drammatica e però insomma siamo riusciti a venirne fuori e credo che il Presidente abbia davvero apprezzato tutto questo. Una grande emozione anche sentire il Presidente salutare in friulano. Sì, è vero, ci era preparato, ma insomma ci teneva molto a fare un saluto ai Furlans come ha detto lui e credo insomma che sia stato anche il mandi più bello che abbiamo sentito. Presidente, Venzone e Gemona hanno dimostrato un attaccamento intenso, io direi, del Presidente della Repubblica con il Friuli. Beh, questo è un territorio che è particolarmente legato alle sue istituzioni, anche perché ha una storia importante come quella della ricostruzione, nella quale ognuno, a partire dai sindaci, dalla regione, dal governo, ha fatto la sua parte e credo davvero che questo attaccamento nella gente, nel popolo sia ancora molto vivo.